Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Sveva e buongiorno Italia, buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, voi che siete sempre dei patrioti innamorati della libertà. E allora, Sveva, ti chiedo subito conferma, mi sentite e vedete anche la prima pagina qui di Libero. Sì, ti vediamo e ti sentiamo. Perfetto, grazie mille Sveva. Allora oggi 28 giugno 2025, rassegna stampa di Radio Libertà e come sempre ci dobbiamo occupare di tantissimi temi e di nuovo anche di questa guerra dei dazi fra Stati Uniti di Trump e Unione Europea con anche la Premier Giorgia Meloni che sembra intenzionata ad accettarli al 10% come male minore. Questa sembra la linea che potrebbe passare in questa negoziazione. Ma oggi parleremo ancora della tregua fra Iran e Israele e infatti vi faremo sentire anche questa seconda parte dell'intervista che abbiamo registrato al professor Fabrizio Pezzani, come sapete docente emerito presso l'Università Bocconi. Ieri per l'auto da fe avete ascoltato la prima parte della sua intervista in cui lui aveva tracciato anche un bilancio di questa guerra dei 12 giorni fra Israele e Iran. E invece in questa seconda parte che sentirete oggi abbiamo parlato anche degli altri attori in questa crisi mediorientale, quindi per esempio le petromonarchie del Golfo, ma abbiamo anche trattato poi il tema di questo confronto tra l'intervento di Trump, il suo anche intervento chirurgico mirato e invece tutti i precedenti presidenti americani degli ultimi decenni che in realtà tra neocon, pensate all'esperienza di Bush Junior o Obama, avevano fatto partecipare l'America a veri e propri conflitti. Obama che aveva anche fomentato le primavere arabe e destabilizzato il Medio Oriente, o Clinton che addirittura aveva deciso il bombardamento della Serbia, di Milosevic e di Belgrado. Ma oggi affronteremo anche lo scandalo giudiziario che ha interessato il PD di Prato con ormai già la ex sindaca in quanto dimissionaria Ilaria Buggetti che è indagata per corruzione e per trattare questo tema ci collegheremo con Claudio Stanasel, come sapete capogruppo della Lega al Consiglio Comunale di Prato, vicepresidente anche del Consiglio Comunale di Prato e è stato già nostro ospite per Radio Libertà anche quando, vi ricorderete, avevamo parlato delle elezioni rumene e ci collegheremo anche con Matteo De Sio, appunto conduttore qui sulla nostra radio per Te la ridò io l'America. Le vostre opinioni restano sempre imprescindibili, sempre un preziosissimo mosaico di idee, quindi apriremo il consueto filo diretto con voi, intervenite sempre chiamando lo 0292947222 3 volte 2 finali, oppure potete scrivere i vostri messaggi quindi nei commenti o sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega, oppure potete mandare anche i vostri messaggi vocali oltre che scritti al numero WhatsApp della radio, ovvero il 340 6709 659. Vi ricordo anche tutte le nostre coordinate, le altre nostre coordinate, quindi potete seguirci ovviamente dal televisore, dal canale 252 del digitale terrestre, ma anche dal canale digitale della Radio DAB, dicevamo dalle pagine Facebook della radio e della Lega, dal nostro nuovo sito internet www.radiolibertà.net e ovviamente anche dalle app di Radio Libertà, quindi per i sistemi operativi iOS e Android e naturalmente anche dal canale YouTube. E vi rinnovo sempre il consueto invito perché appunto se siete stufi di questo panorama mediatico che è dominato dal politicamente corretto, o forse bisognerebbe dire dal politicamente corrotto, abbonatevi a Radio Libertà, sosteneteci, basta davvero poco per aiutare questa radio che è un unicum e quindi potete andare sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. Ma allora iniziamo subito la rassegna stampa, qui vedete la prima pagina di Libero di oggi che si deve occupare anche di tutte le polemiche che sono scoppiate a sinistra per questo matrimonio di Bezos a Venezia, vedete qui definito il Serenissimo, una sinistra che si è stracciata le vesti e i capelli per appunto questo matrimonio, perché insomma sarebbe uno scandalo, sarebbe oscena e immorale tutta la ricchezza ostentata da Bezos, in realtà poi si è visto che l'indotto è enorme, qui vedete 957 milioni di indotto, pensate voi che cosa ha generato questo matrimonio, quindi le nozze si son fatte, i commercianti si schierano con il magnate,
Questo appunto tutto l'indotto generato, però i manifestanti che hanno continuato a protestare. E infatti poi sentiremo anche leggeremo l'intervista al sindaco Brugnaro, il sindaco di Venezia, a pagina 13 invece del Corriere di oggi. Perché invidiano il miliardario. Annalisa Terranova, la prima Amazon è stata a Venezia, poi anche l'articolo di Francesco Storace sul tema, che è un articolo anche con un taglio onirico, ironico-onirico, e poi invece l'editoriale di oggi di Mario Secchi su questi 3 spazi politici e una sintesi, il segreto di Giorgia Meloni. E qui Mario Secchi appunto spiega che se in Unione Europea, negli altri paesi europei, sta crescendo questa destra antisistema, considerata estremista, insomma una destra di pericolosi sovranisti, e cito ovviamente il caso di Nigel Farage per il Regno Unito o di AfD, di Alternativa per la Germania, appunto in Germania. Invece la Giorgia Meloni evidentemente con questa sua postura, con questo, suo atteggiamento molto moderato, molto pragmatico, sta convincendo le altre cancelliere che probabilmente no, l'Italia è un paese affidabile. E allora infatti lui qui scrive: "Come sta cambiando la mappa politica europea? A sinistra si sta spostando a sinistra, a destra si è posizionata ancora più a destra. In questo scenario qualcuno si pone la domanda: ma allora dov'è il centro? Dilemma inutile visto che la politica si è polarizzata in tutti i paesi europei. Qualcuno immagina che in Italia possano aprirsi, sulla scia di quanto accade nell'intero Occidente, 2 spazi: lo spazio Che Guevara e lo spazio appunto Farage, cioè una differenziazione a destra e a sinistra, un allontanamento dal defunto spazio Franceschini che nessuno vuole e l'innesco di una competizione più forte all'interno delle coalizioni. L'effetto in Inghilterra è micidiale. Nigel Farage sta minacciando l'esistenza dei Tories e di rimbalzo anche del Labour. Eh sì, perché poi avete visto quanto è cresciuto, no, negli ultimi mesi il suo partito di The Reform UK, e ovviamente questo ha destabilizzato un po' tutti gli equilibri, no, nel Regno Unito, anche perché si sono preoccupati soprattutto i conservatori, perché vedono che poi alla fine, l'elettorato di centrodestra preferisce votare ovviamente Farage, e quindi con questo partito, insomma, poi oltretutto rischia di insidiare anche con quel centrosinistra il Labour Party. In Germania l'ascesa di Alternativa per la Germania ha messo invece il cancelliere Merz di fronte alla dura realtà di un debole governo con la SPD. A Parigi invece, la France insoumise di Mélenchon ha il potere di vita e di morte sul governo e non a caso dispone dello stesso pulsante atomico anche la Marine Le Pen. In Spagna il nuovo santino del PD, Pedro Sánchez, è nei guai per scandali interni, dipende dal patto del Kama Sutra con gli indipendentisti catalani, è minacciato a destra da Vox e a sinistra da Descamisados e Barbudos iberici. Invece a proposito di Sánchez vedremo che oggi il Fatto Quotidiano continua ad incensarlo e a lodarlo anche per questa sua scelta chiara, no, di un no ad un tetto del 5% delle spese militari rispetto al PIL. Perché in Italia finora questo scenario di instabilità non si è ancora manifestato? Perché il centrodestra dopo 3 anni di governo gode ancora della fiducia degli elettori? Perché Giorgia Meloni rappresenta oggi il governo più stabile d'Europa? Si chiede Secchi. La risposta è tutta nella capacità della Meloni di essere il federatore di diversi. Lega e Forza Italia sono partiti con storie differenti e qualche volta divergenti, e qui bisogna aggiungere che oltre alle storie differenti e divergenti bisogna anche notare certe prese di posizione ultimamente di Forza Italia che sicuramente no, non aiutano la, serenità all'interno della coalizione. A parte insomma la sfuriata lì, l'invettiva di qualche leoncino, vi ricordate, no, del coordinatore giovanile di Forza Italia contro Vannacci, ma poi anche tutta questa spinta di Forza Italia per lo ius scholae o l'opposizione per esempio al terzo mandato, insomma non hanno aiutato gli equilibri all'interno della coalizione. Ecco, piccola chiosa. Nello stesso tempo però è stata capace, qui scrive Secchi, è stata capace la Meloni di interpretare la spinta identitaria della destra con la rivoluzione conservatrice che impone la contemporaneità. Molti giudicano queste qualità di Meloni come un doppio di cui non si capisce mai l'identità, europeista a Bruxelles, trumpiana a Washington e de destra a Roma.
È un ragionamento primitivo, superficiale, un errore di analisi che infatti costituisce un vantaggio competitivo della Premier sugli avversari. Meloni possiede una rara capacità di leadership che si esprime appunto nel mestiere della sintesi politica. Prendiamo invece Farage, un abile incantatore degli inglesi, ha vissuto varie stagioni, è salito su, è caduto, si è rialzato, vive l'attimo, gli manca però la dote più grande di uno statista che è quella invece della longue durée, della lunga durata. Farage è micidiale nel cogliere l'ondata, ma quando si esaurisce perde la spinta perché prima di tutto non è al governo e finora nessuno gli ha concesso i voti per andarci. Quel volpone di Nigel lo sa ed è ben contento di avere il solo grandissimo potere di far perdere tutti, esercitare il terrore sui Tories, mentre sulle soluzioni per governare si vedrà. E allora andiamo, vedete qui a pagina 9 per questa ultima parte, no, della riflessione di Mario Secchi, proprio sulla stabilità invece del governo italiano rispetto ad altri. E allora prosegue: AfD in Germania per sperare di andare al governo deve stravincere le prossime elezioni, missione impossibile per ragioni di sistema istituzionale, tempo, ancora una volta il fattore della lunghezza e di forza del messaggio che è destinato a esaurirsi e cambiare. Però attenzione perché se magari sarà difficile, no, per AfD poter sperare di arrivare al governo da sola e quindi di poter crescere così sensibilmente, esponenzialmente i propri voti, stiamo attenti perché comunque le tendenze di crescita, per AfD sono evidenti. AfD continuerà sicuramente a crescere, probabilmente non arriverà a quella massa critica per poter governare da sola, però in ogni caso la tendenza è chiara. Prosegue Secchi: senza flessibilità e capacità di adattamento vediamo leader che decollano a razzo e poi si schiantano. Lo spazio invece Che Guevara, lo spazio Farage e lo spazio Franceschini in Italia non esistono perché la Meloni li annulla, i suoi alleati sanno che non c'è alcun dividendo politico nella competizione spinta al massimo. C'è la sconfitta e a nessuno piace perdere per la gloria. Perfino a sinistra l'operazione dello spazio oltre la sinistra finisce per schiantarsi con il muro di Giorgia. Se tu ti sposti nello spazio Che Guevara, quelli che cercano una forza tranquilla, slogan di una grande campagna presidenziale del socialista François Mitterrand, alla fine voteranno lei, la prima donna a Palazzo Chigi che rappresenta la sintesi e il punto di equilibrio dei tre spazi impossibili. Insomma, un Secchi che sicuramente, no, da questo punto di vista loda la Meloni per questa sua capacità di leadership, però il governo di centrodestra ovviamente deve proseguire il suo cammino, deve continuare anche e soprattutto la sua opera riformatrice e ci sono tanti spunti che vanno colti. Per esempio, sentite quello che afferma il nostro capogruppo, il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, con questa lunga intervista che ha concesso a Fabio Rubini. Sapete Fabio Rubini che spesso è lui che si occupa anche di Lega qui su Libero, e allora una grande proposta qui Massimiliano Romeo, cioè sulla spesa sanitaria, le regioni che devono avere più autonomia. Il capogruppo in Senato Del Carroccio ha presentato un disegno di legge per togliere i vincoli di spesa a quelle amministrazioni che appunto mostrano i conti in ordine e quindi per premiare soprattutto quelle regioni, no, pensate alla Lombardia, che, tengono i conti in ordine e che vorrebbero, poter investire, qualche denaro in più, proprio magari per abbattere liste, d'attesa, per poter assumere medici. Ecco, spiega appunto Romeo: "Potremmo assumere medici e ridurre le liste d'attesa." Qui vedete i virgolettati, questa è un'intervista che ovviamente adesso analizziamo approfonditamente. Non scontri, questa idea non confligge con le riforme di Calderoli e Giorgetti, anzi le aiuta in un percorso di gradualità e sul centrodestra ci si deve parlare di più. Quella del terzo mandato è un'occasione persa. Sul voto delle regioni confrontiamoci. Ecco, un'occasione persa e lo dicevamo prima, insomma, anche soprattutto per l'opposizione di Forza Italia. 6 mesi fa, giorno più giorno meno, Massimiliano Romeo, per tutti i Max, veniva eletto per acclamazione segretario regionale lombardo della Lega, contemporaneamente anche il capogruppo della Lega in Senato ed è col suo ruolo di parlamentare che ha presentato un disegno di legge proprio per concedere maggior libertà di spesa per quelle regioni, e ovviamente Lombardia in testa,
che possono vantare dei conti in ordine. Senatore, cosa chiede con questo disegno di legge? Chiede qui Fabio Rubini. Risponde Massimiliano Romeo: è molto semplice, chiediamo maggiore libertà di utilizzare le risorse che vengono assegnate dal Fondo Sanitario Nazionale senza che lo Stato ci metta dei vincoli. E allora può spiegare meglio? Oggi lo Stato attribuisce le risorse e dice anche in quali comparti della sanità devi spenderle. Noi chiediamo maggiore autonomia di spesa. Ecco, facciamo l'esempio della sua Lombardia. Cosa cambierebbe? Significherebbe consentire alla Lombardia, che appunto possiede dei conti in equilibrio sulla sanità, di scegliere senza chiedere un euro in più allo Stato i capitoli di spesa sanitaria per i quali c'è più necessità e bisogno, ad esempio pagando gli straordinari medici oppure compiendo nuove assunzioni, in modo da abbattere le liste d'attesa. Ecco, questo è il cuore del provvedimento. Mi faccia, ecco, interpretare il ruolo dell'avvocato del diavolo, qui dice appunto Fabio Rubini. Non è che questa legge pesterà i piedi al lavoro sull'autonomia differenziata? Assolutamente no, anzi, è vero il contrario. Si tratta di un provvedimento complementare all'ottimo lavoro che Calderoli sta conducendo con l'autonomia differenziata e Giorgetti con il federalismo fiscale. Diciamo che una maggiore libertà di spesa in sanità può essere vista come un anticipo di quello che verrà, proprio che verrà dopo con una piena attuazione e implementazione della riforma sull'autonomia differenziata. A Roma abbiamo intrapreso un percorso che, lo sappiamo, sarà graduale, ma che deve vedere la Lombardia presente e protagonista sui vari tavoli. Romeo in questi giorni in Lombardia, ma non solo, si fa un gran parlare delle modifiche che la Commissione dell'Unione Europea vorrebbe apportare alla gestione dei fondi di coesione. Qual è la posizione della Lega? Questa è un'altra grande battaglia che dobbiamo condurre. La gestione di quei fondi, che per la sola Lombardia valgono circa 4 miliardi in 7 anni, non deve essere centralizzata come sembra invece vogliano fare. Non si deve togliere alle regioni la possibilità di poter decidere direttamente come spendere quelle risorse, anche perché vengono destinate in gran parte al sostegno ad aziende e formazione. E poi la Lombardia è molto attenta allo sviluppo economico, come con le zone di innovazione e sviluppo. È un modello che è nato proprio in Lombardia nel post Expo con il polo Mind. Bisogna prendere spunto da lì per creare modelli simili capaci di attrarre investimenti attraverso l'aggregazione tra enti pubblici e privati. Il tutto naturalmente seguendo quello che è la vocazione economica del territorio. Ma invece, restando in tema di autonomia, questa volta energetica, in Lombardia si parla molto di agrivoltaico. La Lombardia è una di quelle regioni agricole più significative d'Europa ed è anche quella che rischia di essere maggiormente trasformata da questo fenomeno. Capisco che l'Unione Europea abbia fissato dei paletti affinché si arrivi appunto ad una autonomia energetica data soprattutto da fonti rinnovabili, ma bisogna stare attenti. Qual è il rischio? Chiede appunto Fabio Rubini. Il rischio è che si devasti il territorio. Noi non possiamo consentirlo. Ricordo un vecchio manifesto della Lega che recitava così: lottare contro la devastazione del territorio plasmato e difeso dalle generazioni precedenti. Patrimonio che abbiamo il dovere di trasmettere integro alle prossime generazioni. E allora che fare? È giusto perseguire l'autonomia energetica anche attraverso le fonti rinnovabili, ma bisogna però realizzarlo con equilibrio e buon senso, preservando il nostro territorio. In Lombardia stiamo trattando con Roma per inserire nella legge nazionale norme restrittive a tutela del territorio. Quindi questa è la risposta appunto sul grande tema dell'agrivoltaico per la Lombardia. Ma invece torniamo alle questioni più politiche. Nel suo discorso di insediamento aveva parlato del ruolo della Lega Lombarda rispetto alla Lega Nazionale. È ancora di quel parere? Sì, il modello è quello della CDU-CSU bavarese. C'è la grande famiglia della Lega Nazionale, della Lega Federale che sta al governo a Roma e quella invece dei territori che deve avere un giusto grado di autonomia proprio per condurre le sue battaglie storiche. Che ne pensa del voto sul terzo mandato? Ecco, quello che abbiamo letto prima dal virgolettato. Sì, sì, si è persa un'occasione che invece andava sfruttata meglio. Il centrodestra deve imparare a parlarsi di più a tutti i livelli, se no poi è difficile realizzare una sintesi. Il riscatto però potrebbe arrivare con la discussione sul rinvio del voto regionale. Sarebbe qualcosa di logico. Ultima domanda.
Tra circa 2 anni si vota a Milano. A che punto siamo? Come Lega stiamo investendo molto sul tavolo regionale che coinvolge tutti gli attori milanesi. Stiamo raccogliendo suggerimenti anche dai cittadini. Questo perché serve avere una visione della Milano del futuro dei prossimi 10 anni. Candidato politico o civico? Domanda secca, no, tranchata. Serve un candidato che ci metta nelle condizioni di essere competitivi. Poi ammetto che abbiamo dei civici molto validi. E insomma un'apertura qui nel finale anche per una candidatura civica, insomma per il riscatto di Milano, sapete, guidato da questa amministrazione Salà e ogni giorno quasi, no, per ogni rassegna stampa dobbiamo commentare poi dei risultati che non sono sicuramente confortanti, ecco, di questa giunta Sala. Poi invece qui l'intervento di Mattarella, ricordo nel 45° anniversario della tragedia di Ustica, ai parenti delle vittime no all'archiviazione, Mattarella che appunto ha affermato che anche i paesi amici ci devono aiutare a sapere la verità. È un vero e proprio appello quello che in un messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto all'Associazione Vittime della tragedia di Ustica in occasione proprio di questo 45° anniversario dell'abbattimento del DC-9 che costò la vita ad 81 persone innocenti. La strage di 45 Orsono nel cielo di Ustica ha impresso nella storia della Repubblica un segno doloroso e profondo che non potrà mai essere cancellato. Ed è stata una tragedia tra le più oscure e laceranti che hanno colpito il nostro paese. Mattarella ha assicurato che la Repubblica non abbandona la ricerca della verità e sollecita la collaborazione di tutti coloro che, anche tra i paesi amici, possono aiutarci a rispondere al bisogno di giustizia che non si dissolve negli anni perché è parte del tessuto stesso della democrazia. E ancora, tutti coloro che erano a bordo di quel DC-9 partito da Bologna con destinazione Palermo vi trovarono la morte, 81 persone tra equipaggio e passeggeri, tanti corpi che non fu nemmeno possibile ritrovare, ricorda il Capo dello Stato. La memoria rinnova anzitutto i sentimenti di solidarietà e vicinanza ai familiari delle vittime, costretti ad uno strazio indicibile, indelebile, inspiegabile. La battaglia dei parenti delle vittime prosegue anche su un altro fronte, quello del pericolo dell'archiviazione dell'indagine chiesta dalla Procura di Roma. Ustica non si deve archiviare, bisogna scrivere finalmente tutta la verità e tutta la storia di questa vicenda, spiega la presidente dell'associazione Daria Bonfietti. Chiedo alla Presidente del Consiglio e al governo del mio paese un impegno preciso e determinato nei rapporti internazionali per pretendere la piena collaborazione con la magistratura, così come chiedo un impegno coerente per la messa a disposizione per la storia di tutta la documentazione di ogni amministrazione dello Stato, a cominciare da ministeri e servizi. E invece vedete l'opera strategica in Piemonte, qui Matteo Salvini, il vice premier, proprio per l'inaugurazione del tunnel al Colle di Tenda. E qui vi leggo appunto la notizia, apre dopo quasi 5 anni il nuovo tunnel di Tenda, sono 3.258 metri di galleria sotto le montagne che collegano Italia e Francia, passano per il Piemonte, partendo da Limone Piemonte, appunto in provincia di Cuneo, nella valle Vermenagna e in Liguria, per permettere di arrivare nella francese Valle Roia. La cerimonia di inaugurazione a Limone Piemonte mette dunque la parola fine alle macerie lasciate il 2 ottobre del 2020 dalla tempesta Alex che fece crollare la vecchia canna. Finalmente si torna a collegare l'Italia con la Francia, un'opera fondamentale per i cittadini, per il lavoro, per il turismo, ha evidenziato il vice premier e ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, che scherzando con il collega francese Philippe Tabarot ha detto abbiamo vinto noi. E allora un altro successo che appunto può vantare il vice premier Matteo Salvini, ma sono le 8:30 e allora Sveva chiedo conferma a te, c'è a questo punto il break, ritorniamo un attimo e poi lanciamo quella seconda parte dell'intervista al professor Fabrizio Pezzani, intervista che appunto era rimasta in sospeso e che vi dobbiamo far ascoltare. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Di nuovo a te la linea per Vittorio. Grazie Sveva. E allora facciamo così, passiamo
un secondo anche sulle altre prime pagine dei quotidiani d'area. Prima dicevo di lanciare questa seconda parte dell'intervista al professor Fabrizio Pezzani. Vedete, ci mancava l'altra grande moschea. Qui prima pagina del Tempo che si occupa di questo cantiere, di questo progetto. Nel cuore di Roma nasce il secondo mega luogo di culto islamico e nella capitale scoppia la polemica, dai finanziamenti del Qatar alla colletta dei fedeli, l'imam un progetto utile per tutta la cittadinanza. E qui appunto vedete a pagina 2 all'interno del Tempo l'approfondimento di tutta la questione. Ci mancava l'altra grande moschea, Islam Capitale, altro che Roma Capitale. Nel cuore di Centocelle riparte il cantiere dai quattrini del Qatar a quelli dei fedeli e l'imam Ben Mohammed che dice sarà un progetto utile per tutta la cittadinanza. Sentite un po', 1000 fedeli che potrebbe ospitare la nuova moschea di Centocelle e svolgerà anche la funzione di centro culturale. E qui vedete alcune foto, per esempio, del cantiere, l'immobile. A destra la sede del mobilificio Gaggioli, acquistato dalla comunità musulmana 12 anni fa, dove è ripartito il cantiere. E poi la foto qui dei fedeli che sono impegnati nella preghiera. Ma oggi l'altra grande questione, no, per la sinistra italiana qual è? Il Gay Pride a Budapest, per cercare di rompere le uova nel paniere di Orban, perché ormai questi sono appunto i grandi problemi di cui si deve occupare il centrosinistra italiano. Allora vedete Schlein e compagni che sfidano Orban per il divieto al Pride di Budapest, ma non si indignano però per gli ebrei che sono stati estromessi da quello di Milano. Vi ricordate, no? Le polemiche che poi erano sorte proprio per le discriminazioni subite da questi omosessuali ebrei israeliani che avevano partecipato appunto al Gay Pride di Milano. Oggi la sinistra si ritrova nella capitale ungherese per il corteo, intanto la brigata ebraica non sfilerà nel capoluogo lombardo e si moltiplicano gli episodi di antisemitismo in tutta Italia. Non hanno nulla da dire Elly Schlein, il suo fedelissimo Alessandro Zan, Annalisa Corrado, Cecilia Strada, Brando Benifei, dopo le parole di Davide Romano, il presidente della brigata ebraica, che quest'anno per la prima volta non parteciperà al Pride di Milano. Ha scelto di non esserci perché si autorizza l'uso di termini che mettono a rischio di aggressioni la comunità ebraica ed in particolare gli ebrei LGBTI. Sono recenti invece, scusatemi, le contestazioni a Keshet Europe, associazione che raggruppa ebrei LGBTI europei, a Roma, contro cui hanno gridato, pensate un po', assassini e terroristi, così come il rifiuto alla partecipazione di Keshe Italia con le bandiere arcobaleno con la stella ebraica da parte del Toscana Pride. Perché tutto questo odio, risentimento verso gli ebrei LGBTI? Ma anche Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia a Milano, ha preso la medesima decisione. E su questo tema, vedete, interviene oggi anche nel suo editoriale Tommaso Cerno, qui vi leggo appunto lo spazio Chernobyl, il gay di Orban vale più del gay di Bibi. Mentre mezza sinistra sbarga a Budapest, non ha nulla da fare qua in Italia, verrebbe da chiedersi, proprio per farsi pubblicità sulle spalle di Orban e denunciare i diritti negati di gay e lesbiche in Ungheria, qui aggiunge Tommaso Cerno, luogo fra l'altro dove ho fra i più bei ricordi personali sull'argomento, nessuno muove una foglia contro le aggressioni ai gay israeliani, non solo in Iran dove li impiccano, anche se a Schlein e a Conte questo non interessa. Beh, oltretutto verrebbe da obiettare Schlein e Conte si sono tanto preoccupati per gli ayatollah, per questa teocrazia così repressiva verso i gay, ma appunto non ci si preoccupa a sinistra dei gay israeliani nemmeno a Roma e a Milano. Ne deriva che nella nuova cosmologia woke LGBTQ della sinistra filo-islamica e antisemita di oggi vale più un gay ungherese che un gay di Tel Aviv, cosa che contraddice il principio di uguaglianza sul quale si baserebbe la parata in questione, salvo essere stata trasformata in una manifestazione di partito dove dei diritti non frega più nulla a nessuno, ma quel che conta è scagliarsi contro il governo Meloni e di conseguenza contro America e Israele. Dopo essere stati in Ungheria, guardandosi bene dal portarci l'unica esponente di sinistra che avrebbe dovuto esserci già, e qui giustamente la stoccata di Cerno, Ilaria Salis,
la quale prima aveva detto sì, che avrebbe partecipato alla marcia, aveva anche quel cartello, e adesso, latitante, non pervenuta evidentemente, deve sottrarsi a qualche sorpresina del governo di Orban che la sta aspettando. Tu visti tutti i suoi trascorsi, vista anche la sua voglia matta di impunità. E allora, dopo essere stati in Ungheria, lì ci sarebbe dovuta essere, dicevamo, Ilaria Salis per farsi processare. Mi auguro, qui conclude Cerno, di vederli presto a Teheran, dove sembra gli piaccia tanto stare. Chissà se avranno il coraggio di andare lì dagli Ayatollah. E quindi sinistra bifronte, appunto, questa sinistra che sfida il no di Orban al Pride, ma che appunto tace sui gay ebrei offesi ai cortei milanesi. E vi dicevo, andiamo anche sulla prima pagina della Verità di oggi, ecco qui, vedete, ecco, ve la apro e ve la zoomo, se no non si vede. Anche qui, prima pagina della Verità dedicata a questo argomento, la sinistra arcobaleno che sogna un finto martirio al goulash, ovviamente ungherese, frasi roboanti, con la segreta speranza di essere arrestati da Orban come la Salis, così possono montare il caso. Dopo la piazza Ventotene, il 25 aprile, l'antifascismo, il riarmo e la Palestina, l'opposizione non sa più che fare per ottenere un po' di visibilità. E appunto questo lo spiega Maurizio Belpietro, lo spiega bene, sono mesi che la sinistra trova ogni occasione per manifestare, ha cominciato a metà marzo con la scusa di difendere gli ideali dell'Europa, minacciati non si sa da chi, forse dalla stessa burocrazia di Bruxelles, e poi appunto c'è stato il 25 aprile con gli 80 anni della liberazione, e a seguire sono venuti i cortei contro il fascismo, che è sempre di moda e va su tutto. E qui vedete continua a pagina 3 questa analisi di Belpietro, vi leggo la conclusione, ecco, vedete, pensiero unico, sinistra sempre in gita, però mai a Teheran. E infatti la comitiva dei progressisti italiani che andrà al Pride di Budapest vuole dipingere Orban come un dittatore, con gli autocrati veri però non se la prendono mai, eppure c'è l'imbarazzo della scelta. Vadano a manifestare a casa di Erdogan, Maduro o appunto Khamenei. Khamenei che sapete è riapparso in televisione, lo avevamo anche detto con il nostro ospite, appunto il professor Pezzani, per addirittura sostenere trionfalisticamente, in maniera molto vanagloriosa e ridicola, di aver battuto, schiantato Israele. In Medio Oriente omosessuali e trans li ammazzano, ma al PD non importa, e quindi qui vedete la conclusione. Certo, passeggiare per le vie di Budapest urlando qualche slogan è molto più comodo, un'oretta o due di viaggio, un'altra oretta o due di slogan e poi tutto è finito. È giusto il tempo di trovare un ristorantino e gustare un ottimo goulash. E insomma un bel caravanserraglio. E a proposito invece di questo tema, no, il tema delle tematiche LGBT e gender, questa importante sentenza in America, poi commenteremo anche la sentenza della Corte Suprema americana che ha dato ragione a Trump. Trump appunto ha potuto festeggiare questa sentenza che ha praticamente rimosso tutti quei limiti che venivano posti per esempio dai giudici, dalle corti territoriali federali, che potevano, no, limitare gli ordini esecutivi presidenziali a proposito delle restrizioni per lo ius soli. C'è quest'altra sentenza veramente di rilievo della Corte Suprema degli Stati Uniti, una sentenza anti-gender, libri gay a scuola, si può uscire dalle lezioni. Ve lo leggo: la Corte Suprema statunitense si schiera con i genitori che si oppongono ai libri LGBT nelle scuole pubbliche. Hanno il diritto di far rimuovere i loro figli dalle lezioni che vanno contro la loro religione. La Corte quindi ha deciso con 6 voti a favore, quelli dei conservatori, e 3 dei contrari. Sapete che spesso per queste decisioni poi più di tenore politico la Corte Suprema ultimamente, la Corte Suprema americana, si divide sempre con questo punteggio che è stato definito tennistico 6-3, ma perché riflette proprio la composizione: 6 giudici conservatori e 3 quelli progressisti. Però è ovviamente una possibilità di uscire da lezione in questi casi, per esempio quando vengono fatte leggere delle favole LGBTQ, pensate, no, al livello di indottrinamento che si vuole realizzare con i bambini, però ci deve essere appunto un'obiezione religiosa. E infatti qui vi leggo: la Corte Suprema si è pronunciata a favore dei genitori cristiani e musulmani del Maryland che avevano fatto causa
per escludere i loro figli dalle classi elementari in alcune materie in cui venivano letti libri di fiabe con personaggi LGBTQ. La decisione capovolge la sentenza di un tribunale inferiore che aveva respinto la tesi dei genitori, secondo cui il vietare di rimuovere i figli dalle classi con libri LGBTQ era una violazione del primo emendamento della Costituzione sulla libertà di religione. E poi, sempre qui dalla Verità, a pagina 2, vedete sul pensiero unico Dem radicali al Pride di Budapest con la speranza di farsi arrestare, ma sempre a proposito poi di questioni politiche molto divisive, l'iniziativa qui della Gazzacola. Perché? Perché c'è stato il richiamo, quindi dopo questa iniziativa di alcuni supermercati, Coop contro Coop, tutto un cortocircuito interno, non boicottate Israele per Gaza. Boicottare i prodotti è un diritto dei consumatori in base alle proprie opinioni e alle proprie sensibilità, non spetta alle imprese. Israele non fa eccezione alle policy di Coop nazionale, come è stato ribadito nella riunione della presidenza della ANCC, l'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori. Lo rende noto la Coop dopo che nei giorni scorsi Coop Alleanza 3.0 ha scelto di togliere dagli scaffali i prodotti israeliani e vendere invece la Gazzacola. E insomma la Coop continua questa nota, sostiene la centralità del dialogo e dell'aiuto, rivolgendo un appello al governo italiano perché ci si adoperi con il massimo impegno a riaprire corridoi umanitari verso la striscia di Gaza. Però è una nota che viene proprio dall'autorità centrale di Coop e che smentisce, rinnega l'operato invece appunto di altri supermercati Coop che avevano deciso di ritirare i prodotti israeliani e di far vendere questa cola a Gaza. Ma allora, Sveva, me l'hai ricordato che sono già le 8:41, anzi le 8:42, io vi leggo solo qui dall'ANSA i titoli, vedete, esplosioni udite a Teheran, sirene in Israele per il lancio di un missile dallo Yemen, attivata la contraerea nella capitale iraniana poco prima dell'inizio dei funerali di Stato di 60 vittime di spicco della guerra dei 12 giorni. Poco dopo le sirene hanno risuonato in varie zone di Israele per un missile in arrivo dallo Yemen. Folla ai funerali dei martiri diretta sulla TV di Stato iraniana. Ve lo riaggiorno anche perché non si sa mai che ci possa essere qualche ulteriore news sul tema e ve lo apro anche. Vedete, media, esplosioni udite a Teheran, attivata contraerea e insomma speriamo che non ci sia stata una vera, seria violazione di questo cessate il fuoco, di questa tregua. Di questa tregua appunto abbiamo parlato anche con il nostro ospite, con il professor Fabrizio Pezzani. Allora Sveva, visto che dura circa 20 minuti questa seconda parte di intervista, direi a questo punto di farvela sentire e poi ritorniamo per chiudere la rassegna stampa. Rieccoci di nuovo in onda con il professor Pezzani che veramente ha fornito una risposta molto ampia, articolata, dettagliata anche poi su questa crisi dello Stato americano, una crisi che insomma affonda le sue radici probabilmente già a partire dalla fine della guerra fredda, quando è mancato il competitor strategico e si pensava appunto nella cosiddetta fine della storia. Diceva giustamente di questa hubris americana. Ma vengo da te Matteo perché appunto è il tuo momento per rivolgere la domanda sugli altri attori in questo scacchiere orientale. Esatto, esatto. Sarebbe utile avere proprio una spiegazione dal professore proprio per quanto riguarda la zona del conflitto, ovvero ci sono tanti attori, protagonisti e non, che hanno diversi pensieri nonostante magari la religione è simile, ovvero ad esempio l'Arabia Saudita che è alleata degli Stati Uniti e sembra, dalle notizie che arrivano dagli Stati Uniti, quindi quello diciamo che è più complicato sapere se sono notizie attendibili oppure no, ma sembra che comunque l'Arabia Saudita preferisca appoggiare Israele e Stati Uniti e non l'Iran. Poi c'è il Qatar, gli Emirati, il Qatar che appoggia direttamente e in maniera molto aperta sia Hamas, i terroristi il gruppo terroristico Hamas, sia gli Houthi. Quindi vorremmo sapere se ci può aiutare a districare il bandolo della matassa. Allora, le ragioni di questo conflitto, direi centenario,
sono ragioni soprattutto, diciamo, direi in primo piano ragioni religiose, no? Per cui l'Iran e il Libano, come la Siria, sono soprattutto degli sciiti, musulmani sciiti, che rappresentano la minoranza nel gruppo musulmano, che è rappresentata la maggioranza dai sunniti. Gli arabi sono sunniti e quindi il Qatar non so se è sciita o meno, comunque in realtà se noi andiamo a vedere percentualmente la componente degli sciiti rispetto ai sunniti, stiamo parlando di un 15%, di un 18%. Quindi sicuramente alla base c'è una diversa approccio religioso. E questo per noi può sembrare meno importante, perché per noi la religione negli ultimi 20 anni è stata progressivamente un po' emarginata in Europa, no? Quindi si dice che l'Europa è un'Europa cristiana, però di cristiano oramai rimane abbastanza poco. Quindi noi i motivi religiosi facciamo più fatica a capirli rispetto a quello che è profondamente scavato dentro la storia nei secoli di questi paesi. Questi sono contrapposti fra loro in una sorta di litigio infernale, sciiti e sunniti. Quindi è del tutto evidente che questa composizione di sciiti e sunniti contribuisce prima di tutto a una divisione di scelta fra gli alleati. E poi evidentemente ci sono degli interessi politici, insomma, e degli interessi soprattutto economici. Quindi l'Arabia Saudita ha degli interessi economici importanti e vede negli Stati Uniti uno sbocco importante per i suoi finanziamenti, tant'è che Trump, che è andato a far visita prima di bombardare l'Iran, è andato a far visita agli Emirati Arabi, i quali hanno confermato di voler fare nei prossimi 10 anni, questo è quello che ha detto lui, no? 4.000 miliardi di investimenti, addirittura hanno offerto a Trump la disponibilità di un aereo in grado di sostituire l'Air Force One. Ora, in realtà questo è un problema di fondo e noi viviamo in un contesto dove la libertà di stampa è sempre più soggetta a dolorose limitazioni. No? E io leggevo recentemente che ci sono stati dei giornalisti del New York Times che hanno detto, non hanno condannato, attenzione, hanno semplicemente detto che l'operazione di Trump con le bombe che sono state fatte appositamente, sono 20 anni che stanno progettando queste bombe per l'Iran, ne hanno 20, non è che ne hanno 100, ne hanno una ventina di queste bombe, insomma, no? E questi hanno detto che forse, insomma, non è stata così risolutiva come dice il presidente, perché l'uranio arricchito potrebbe essere stato trasferito altrove. Trump ha fatto la svelta, ha scritto al New York Times e ha detto licenziate questi giornalisti. Allora, il problema diventa che tu hai una manipolazione di dati, cioè Trump questo attacco l'ha fatto senza neanche informare il Congresso. Quindi il problema è una posizione, qui ritorniamo sul discorso degli americani, ma il Medio Oriente è una sorta di polveriera. L'Arabia Saudita gioca su due tavoli, perché da una parte dice preferisco USA e Israele all'Iran, però tutto sommato tenderebbe a entrare nell'ambito dei BRICS e quindi sarebbero contro gli Stati Uniti, l'Occidente e indirettamente Israele. E quindi c'è questa politica dei due fronti sostanzialmente, no? Che si sta lentamente chiarendo e la Cina in particolare, lei che ha tenuto un profilo molto basso in questa crisi Iran-Israele, perché come ho detto prima stanno facendo una linea ferroviaria tra Pechino e Tel Aviv, no? Quindi hanno tutto l'interesse a mantenere i camei e questo contribuisce, come dire, a creare
un'ulteriore divisione sostanzialmente, no? Qui i BRICS si stanno muovendo in modo molto rapido per procedere a un processo di de-dollarizzazione e quindi di ridurre il dollaro come moneta preminente nel commercio internazionale. Il dollaro è già sceso percentualmente nel commercio internazionale. È chiaro che quando i paesi come Russia, come Brasile, come Iran, come Cina ed altri avranno una moneta diversa dal dollaro, evidentemente questo creerà dei problemi sulla solidità del dollaro, no? Quindi non è tutto sommato sbagliato pensare a un rischio di indebolimento del dollaro, ma questo perché? Perché l'economia americana è debole e la finanza è debole, perché gli americani che hanno questo debito pazzesco, come fanno a ridurlo? Che tu non lo puoi ridurre dalla sera alla mattina, cioè non lo puoi cancellare con la gomma, no? Ecco, il problema qual è? Che gli americani, per continuare l'indebitamento, e questo è importante farlo capire alla gente, hanno necessità di emettere delle obbligazioni e collocarle sul mercato internazionale. Il problema oggi è che la domanda è fuori rigida, quindi da questo punto di vista si fa fatica, gli Stati Uniti fanno fatica a collocare i loro titoli di Stato sul mercato internazionale e come successe per l'Argentina oltre 10 anni fa, tu se vuoi collocare i tuoi titoli sul mercato devi alzare il tasso di interesse per renderli appetibili, ma se tu aumenti il tasso di interesse l'effetto qual è? Che aumenti il tasso di inflazione e aumenti la spesa di interessi sul debito. Per cui noi che in 4 anni, questi qua hanno visto il debito pubblico americano, gli interessi sul debito pubblico americano passare da 500 a 1000 miliardi in 4 anni, cioè raddoppiato. Quindi è chiaro che questa dinamica tende a far scattare ancora di più questa cosa. Comunque, ritornare alla domanda iniziale, la divisione all'interno da tendenze religiose e per loro, come vediamo, la religione è estremamente importante, cioè noi al governo dell'Iran abbiamo un dittatore religioso, insomma, no? Qui questi stanno parlando di religione, non stanno parlando di politiche, di produttività e altro, questi parlano di religione. E quindi la religione in questi stati ti porta alla pena di morte se tu ti manifesti contro. Questa è la realtà. Quindi lo scontro frontale, non necessariamente frontale, ma lo scontro c'è fra i paesi sunniti e i paesi sciiti è esattamente questo. L'Iraq stesso è un paese sciita. È chiaro, Per cui alla chiarissimo. fine... E professore, l'ultimissima domanda, poi anche Matteo, se vuoi tu rivolgerne un'altra, ma sulla base repubblicana di Trump, soprattutto quella del MAGA, del Make America Great Again, perché questa base sperava che insomma la presidenza di Trump fosse isolazionista, comunque evitasse guerre, che si impegnasse appunto per la pace, la presidenza, questa seconda presidenza Trump, però poi tanti sono stati malumori dopo quell'intervento contro la base di Fordow, insomma, però l'intervento è stato circoscritto, mirato, come lo fu per esempio con l'uccisione di Soleimani, ha ottenuto anche un effetto Certo. di smantellare, no, questo programma nucleare, porre le premesse per un cessate il fuoco. Quindi si può dire, visto che poi comunque la reazione di Teheran è stata blanda, circoscritta, quasi concordata, che Trump non è né un isolazionista tout court, ma né un interventista alla maniera dei no-con come Bush, impegnati in guerre con anche invasioni terrestri, o come Obama, che ha fomentato primavere arabe, destabilizzato le aree. Insomma, Trump ha fatto capire che si possono tutelare gli interessi americani anche con interventi circoscritti. Non dimentichiamo Clinton con il Kosovo, che abbiamo mandato dalla base di Aviano a bombardare per 60 giorni Belgrado, eccetera, insomma, no? Quindi io credo, questa è una mia impressione, qualcuno ha detto Trump ha fatto questo per un eccesso di ego, no? Nel senso che ha voluto appropriarsi della fine della guerra, di essere stato lui a finire la guerra, di essere stato lui a debellare il programma nucleare iraniano. Secondo me l'ha fatto anche per un altro motivo, che succede spesso quando i paesi sono in difficoltà economiche e finanziarie, e cioè fai la guerra
per distrarre l'opinione pubblica. Quindi le guerre molto spesso sono funzionali a distrarre l'opinione pubblica dai problemi interni che rischiano di diventare destabilizzanti, e quindi si fa la guerra. Quindi questa, secondo me, è stata un'altra scelta di Trump, il quale di fatto ha un potere assoluto, nel senso che, come dicevo, è in grado di far licenziare 2 giornalisti perché hanno detto semplicemente che forse l'attacco non era stato così determinante come lui diceva. Questo li ha fatti licenziare, insomma, no? New York Times, che sta fallendo e che ha bisogno dell'aiuto pubblico, è andato a licenziare questi giornalisti, insomma, no? Per cui credo che la parte repubblicana più legata all'isolazionismo e più legata al non interventismo ritornerà tutto sommato sotto controllo, non ha la forza per opporsi, né tutto sommato gli interessi per opporsi. Quindi sarà un attrito che comunque non genererà problemi, secondo me, ecco, dal punto di vista di Trump, il quale di problemi ne ha già abbastanza degli altri, insomma, no? Chiaro, chiarissimo. E allora Matteo, a te la conclusione con l'ultima domanda. Esatto, Sì, vorrei dire l'ultima una cosa. Sì, prego. Mi piacerebbe, come dicevamo prima, la mancanza di pensiero, no? E questo, noi abbiamo avuto dei grandi pensatori, abbiamo avuto Einaudi, abbiamo avuto dei Gasperi, abbiamo avuto anche Berlinguer, abbiamo avuto Moro, abbiamo avuto della gente che pensava in termini, abbiamo avuto Craxi e Andreotti, che oggi sono malamente ricordati, ma che hanno saputo tenere il paese in stallo fra il patto di Varsavia e la NATO, no? Quando gli Stati Uniti temevano fortemente che una crescita del Partito Comunista avrebbe facilitato un ingresso dell'Italia nel patto di Varsavia, no? Quindi io vorrei come dire, che qualche politico, anziché dire le solite stupidaggini, provasse a fare qualche citazione, citasse qualche filosofo e citasse per esempio Kant, Immanuel Kant, no? Che sulla tomba, sulla lapide della tomba, aveva fatto scrivere: il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. Noi oggi non abbiamo né il cielo stellato né la legge morale. Sì, un'analisi molto molto lucida, anche forse un po' pessimista, però realista anche di quello che sta accadendo. È così, è così. Matteo, allora a te è In veramente chiusura, Prego. ci dica pure, professore. No, chiuda Ok, lei. va bene, va bene. In chiusura allora vorremmo chiederle, abbiamo parlato dei BRICS, lei ha parlato dei BRICS, giustamente ha citato anche la lotta per la moneta dominante, anche perché Trump ne parlò e cercò di bloccare sul nascere questi progetti appena eletto da presidente. Ma l'altra grande sconfitta che possiamo dire in questo conflitto medio orientale, possiamo dire che è la Russia, che non è riuscita ad aiutare forse a sufficienza l'alleato iraniano proprio perché bloccata a sua volta da un conflitto sul proprio territorio. Allora, io non so, innanzitutto Putin ha tenuto a precisare che gli accordi firmati con Teheran di mutuo aiuto, eccetera, non prevedevano un aiuto in caso di attacco bellico. Quindi ha tenuto a precisare che la Russia non era obbligata ad intervenire nel caso in cui l'Iran fosse attaccato. E questo diceva perché l'Iran non aveva voluto sottoscrivere questo per paura che gli Stati Uniti lo prendessero come una sorta di avvertimento per il programma nucleare. Quindi la Russia di Putin, io credo che anche non ci fosse stata l'Ucraina, non sarebbe intervenuto.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Grazie mille Sveva. Allora appunto abbiamo sentito poi questa seconda parte dell'intervista al professor Fabrizio Pezzani, che poi avete sentito, lui ha anche ripercorso quella che è un po' l'origine di tanti mali, no? L'ha chiamata la hubris, cioè un certo spirito di arroganza, tracotanza da parte degli Stati Uniti dopo la fine della guerra fredda. Ma allora sono arrivati tantissimi vostri messaggi, vedo anche, no, nei commenti sotto la diretta Facebook. Dobbiamo chiudere questa parte di rassegna stampa, e allora volevo con voi per esempio leggere quelli che ci avete scritto, tanti che ci hanno anche salutato, no? Ma vedo per esempio qui sotto la diretta della pagina Facebook di Radio Libertà che ci ha scritto per esempio Valentino, Anna Maria, ecco, vedo tutti i vostri messaggi, Anna Maria, tanti che ci salutano. Ci scrive anche poi Giuseppe Brienza, e dobbiamo leggere anche un suo articolo su un altro tema che riguarda ovviamente questioni vaticane. Ci ha scritto Giuseppe, vedete, a commento proprio della sentenza che stavamo citando prima della Corte Suprema degli Stati Uniti in difesa dei genitori contrari Pier all'indottrinamento Vittorio, religioso. scusami se ti interrompo, c'è una Sì. chiamata. Sì, prego, allora la facciamo sentire, anzi scusateci per l'attesa, prego. Pronto? Pronto, sì. Pronto, Scimia. Buongiorno, sono Mario. Complimenti. Ciao Mario, sempre, fa una bella rassegna stampa come piace a me, nel senso di una certa parte politica, insomma, scherzo ovviamente, però lei è molto bravo, complimenti. Grazie, troppo bravi voi che intervenite sempre, no? Tutti così informati e battaglieri. Dici pure Mario. Forse riuscirò a farmi ascoltare da lei. Io faccio delle denunce da un po' di tempo a questa parte, che da un punto di vista dei mass media il centrodestra si sta scavando la fossa da solo. Però vedo che ma sai, un target commerciale, Mediaset deve equilibrare, oppure si fanno una grassa risata. Ma io a questa radio splendida, che Dio ce la conservi per i prossimi 50 anni, va bene, io questa denuncia la devo fare. Si dà il caso negli ultimi 2 o 3 mesi Cimia, per un fatto che mi sono slogato una caviglia, poi mi sono rotto un piede, sono sempre stato culturo e sono stato costretto a guardare la TV. Guardate che il signor Paolo Del Debbio, dopo quella spugliata che gli hanno fatto 2 o 3 mesi fa, quei 4 cialtroni lì a sinistra che l'hanno insultato e minacciato, lui se l'è fatta sotto. Adesso il suo programma non si può più guardare. Cioè adesso c'è uno sbilanciamento a sinistra, non solo, ma tutte le settimane, sai, una volta puoi sentire il parere di Bersani, Scimia, no? Ma tutte le settimane c'è, da 3 settimane consiglio il parere ufficiale di Bersani. Ieri c'era quello di Occhetto, ieri c'erano, poi tra l'altro sbagliato da parte del centrodestra a mangiare certi soggetti in arene televisive in cui non sono capaci, va bene? E quindi tranne Capezzone e Cerno. Va bene, c'è uno spostamento di Mediaset a sinistra, spaventoso. Lo sto denunciando anche perché Mediaset una volta, non dico che deve essere, ci deve essere un equilibrio, ma addirittura passare armi e bagagli dall'altra parte, va bene? Io lo trovo, sto lanciando l'allarme. Poi ieri il RAI, detta anche hanno messo una compagnuccia che faceva la rassegna stampa da un po' di tempo su Rai News, l'hanno messa addirittura come TG2 Post. Ieri io facevo zapping tra i canali, sulla 7 lascio stare c'era Bersani e la Gruber e cosa la Meloni, su Rete 4 c'era un'altra volta
tutta questa cosa. Rete 2 c'era una compagnuccia comunista giornalista che fa la giornalista, cioè, guardi che il centrodestra da un punto di vista mass mediatico è circondato, Scimia. Se ne stanno rendendo i soloni che stanno a via Bellerio, a Roma, a via della Scrofa o Forza Italia, non so dove sta lì tra i tetti e cule di Cologno Montese? Si stanno accorgendo che da un punto di vista di mass media e guardate, non sottovalutate, chiudo, perché quelli che guardano questi spettacoli sono gente che poi va a votare, perché i giovani o altra parte della popolazione non li guarda, a votare non ci va, quindi devi convincere quelli che guardano queste trasmissioni. E il signor Paolo Del Debbio non ci sta più con la testa, sproloquia, non lo so, non riesce più a fare un pensiero completo, tartaglia, non ci sta più con la testa, e devo sorbirmi opinionisti fissi, Bersani tutte le settimane, Occhietto, la Fusani, Cappellini e Sansonetti, o Caprarica, vecchia cariati di comuniste. Io ho lanciato l'allarme, però tutti fanno una bella e grassa risata anche in questa splendida radio. Mi dica lei, Scimia, che cosa dobbiamo fare? Perché io l'allarme l'ho lanciato. Mass media Grazie Mario. Grazie. Grazie. No, appunto ti rispondo dicendo che in passato si è sempre detto ma la Rai sarà guidata dalla destra, sarà egemonizzata, la Telemeloni, poi alla fine non l'abbiamo visto perché quanti spottoni concessi per esempio a Benigni, no? Che si può permettere dei lunghissimi monologhi, chiamati anche pistolotti, li potremmo chiamare, sì, con le sue idee, espone liberamente tutte le sue idee politiche che non condividiamo, quindi tutta quella libertà per la sinistra in Rai. Non ne parliamo della 7, l'abbiamo ripetuto anche lì fino alla nausea, che ormai la 7 con quella linea editoriale fa concorrenza a Telecabul, a Rai 3, perché lì evidentemente Cairo ha deciso di indovinare una nicchia di mercato, anche questo l'abbiamo detto e ripetuto, cioè visto che lui ha ipotizzato, ma la Rai con un governo di centro di destra seguirà quella linea politica, Mediaset dovrebbe seguire un'altra linea politica più o meno simile, vicina, perché comunque la proprietà è quella, è vicina è abbastanza vicina a Forza Italia, e quindi la 7 sempre schierata a sinistra. Più che altro i programmi di Del Debbio erano accusati, soprattutto da sinistra, di essere pesantemente sbilanciati verso il centrodestra, la destra addirittura sovranista, populista, erano piovute anche quelle accuse, erano state rivolte quelle accuse appunto a Del Debbio di fare il cosiddetto retequattrismo, lui aveva risposto pesantemente, però è vero, ti dico, probabilmente se non c'è questo forte sbilanciamento verso centrosinistra, verso quella linea editoriale lì nei programmi di Rete 4, di Del Debbio, di Mediaset, comunque c'è stato sicuramente un riequilibrio, quindi non possono assolutamente più sostenere questi soloni ben pensanti a sinistra, no? Che i programmi Mediaset, i programmi di Del Debbio siano così smaccatamente, sfacciatamente di centrodestra o populisti. Assolutamente no, c'è stato un riequilibrio, anzi spesso effettivamente si nota, poi vabbè, soprattutto nel programma di Carta Bianca, quello vabbè è abbastanza evidente che c'è proprio una sproporzione, no, nel numero di ospiti, che spesso ci sono giornalisti o esponenti politici dell'area di centrosinistra, lì ha sempre Carta Bianca che ovviamente superano, no, per numero invece gli ospiti del centrodestra, riconducibili insomma all'area di centrodestra. Io prima vi stavo leggendo i messaggi che ci sono arrivati da tanti di voi, anche dicevo per esempio da Giuseppe Brienza, e volevo leggere il suo articolo dalla Corrispondenza Romana. Sapete che appunto collabora anche con questa testata, che è anche nostro collaboratore Giuseppe Brienza. Papa Leone XIV e il martirio di sacerdoti e religiosi nei regimi comunisti europei, quindi la canonizzazione di tutti questi sacerdoti che hanno offerto veramente la testimonianza suprema, ecco, da un punto di vista cristiano di fede, proprio durante e sotto i regimi comunisti. La Chiesa Cattolica in tutti i paesi dell'Europa centro-orientale, schiacciati nel XX secolo dal gioco sovietico, ha costituito, come è noto, l'unica organizzazione sociale indipendente combattuta fin dall'inizio dai poteri comunisti. E quindi non ha fatto eccezione Leone XIV a tutta
la lunga fioritura di martiri e santi che sono stati appunto canonizzati, innalzati all'onore degli altari. Giovanni Paolo II l'aveva iniziato a fare già da tempo e appunto non ha fatto eccezione Leone XIV, che nel suo primo mese di pontificato ha autorizzato la beatificazione di sacerdoti e religiosi martiri della fede al di qua della cortina di ferro, celebrando anche il 2 giugno scorso Pier un Vittorio, significativo... scusami, Sì, c'è un'altra chiamata e poi chiamo i 2 ospiti, va bene? perfetto, sì, allora facciamo sentire la chiamata, così evitiamo attese per i nostri ascoltatori. Prego. Sì, buongiorno Scimia, sono Maurizio da Desenzano Ciao, del Garda. Ciao, buon ciao lavoro a Maurizio. tutti e a voi della radio. Grazie, Una grazie, cosa grazie molto Maurizio. semplice, ho anche scritto i messaggi, vedete voi. Sì, Non sappiamo le ragioni del licenziamento di Pellegrin dalla radio. Tutti telefonano, parlano di vari argomenti, ma di alcune cose inerenti alla nostra radio, purtroppo, delle continue registrazioni o i motivi per cui Pellegrini improvvisamente dopo 30 anni non è più con noi, non si sa nulla. E vorremmo questa trasparenza dalla nostra radio senza filtri e né censure. Ecco, quindi dateci informazioni. Se sono cose riservate, almeno datele anche in forma privata. Abbiamo bisogno di saperlo. Invito anche a quelli che telefonano di sollecitare questa cosa, perché è un sistema che va capito e corretto. Grazie, buon lavoro, grazie. grazie Maurizio. Sì, appunto ce l'avevate richiesto in tanti. Diciamo che siccome è una situazione che comunque no, deve essere definita, per il momento no, giustamente come hai detto anche te, effettivamente si tratta di una questione riservata, quindi per quel motivo poi non è stato affrontato, non è stato detto ecco pubblicamente. Ma invece, tanto vi ringrazio sempre per i vostri interventi, i vostri messaggi. Vi stavo appunto segnalando questo articolo di Corrispondenza Romana, quindi su tutte le canonizzazioni che sono state, beatificazioni compiute da Papa Leone XIV per questi martiri religiosi nei regimi comunisti europei. E sempre il 24 maggio 2025 in Polonia invece un altro sacerdote martire del comunismo veniva elevato agli onori degli altari e si tratta di Don Stanislaw Strejk, definito dal Santo Padre nella lettera apostolica inviata per la beatificazione, pastore indefesso, fecondo operatore di carità e fedele testimone del Vangelo. Ma allora, prima di chiudere questa parte di rassegna stampa, che così ci colleghiamo con i nostri ospiti, io vi segnalo anche la prima pagina del giornale di oggi, perché poi l'altro grande tema che bisogna affrontare, poi sicuramente sarà approfondito, è quello della decisione di questa nota che è venuta dalla Corte di Cassazione, che ha appunto bocciato il decreto sicurezza. Ha espresso tutta una serie di perplessità, di osservazioni e insomma di questo se ne occupa adesso il giornale oggi con la prima pagina, vedete, assalto giudiziario, immigrazione e sicurezza, i giudici ci riprovano, la Cassazione contro il giro di vite e la criminalità e il modello Albania, maggioranza, giustamente invasione di campo, invece negli Stati Uniti la vittoria di Trump sullo Ius Soli. E su questo tema la riflessione di Alessandro Sallusti nel suo editoriale di oggi, Chi rema contro il proprio paese, e giustamente qui scrive: viene da chiedersi a cosa servano governo e Parlamento, financo che senso abbia che il Presidente della Repubblica certifichi con la sua firma la costituzionalità della legge, se poi ogni sforzo di risolvere i problemi naufraga sullo scoglio politico dei giudici, proprio per questa ingerenza delle toghe nella sfera legislativa. Infatti ci tenevo a farvelo vedere, vedete qui il Quotidiano di Sicilia di oggi, anzi ringraziamo sempre il Quotidiano di Sicilia che ci manda tutto questo suo materiale, ma pagina 2 appunto vengono ripercorse queste osservazioni da parte della Corte di Cassazione che con il suo ufficio del massimario è intervenuta sulla questione, forti dubbi di costituzionalità sollevati sul decreto sicurezza, tra i punti più critici quello delle sanzioni ritenute sproporzionate, perplessità della Cassazione e nubi sul futuro del provvedimento. Ma insomma, vedete, sempre questi interventi a gamba tesa, stavamo prima commentando invece quello che viene dagli Stati Uniti con la Corte Suprema che ha praticamente permesso a Trump di poter continuare ad emettere questi ordini esecutivi che restringono lo ius soli,
che in teoria, no, pensate, è affermato costituzionalmente lì nella Costituzione americana con un emendamento proprio specifico, preciso su questo tema, c'erano state delle perplessità da parte di alcuni giudici che avevano limitato questo suo ordine esecutivo che restringeva lo ius soli. La Corte Suprema invece americana ha detto no, Trump può farlo, ha ragione. Quindi vedete, insomma, da una parte una magistratura che rispetta rigorosamente anche un principio di applicazione evidentemente e che evita sconfinamenti, e qui invece, come ha scritto oggi Alessandro Sallusti, come l'ha riconosciuto lui, una magistratura italiana che invece sembra quasi sempre entrare a gamba tesa nel dibattito politico. E vi leggo, ecco, solo questo, adesso iniziamo anche il collegamento. Le critiche della Cassazione si concentrano su due aspetti, e cioè il metodo di adozione del provvedimento e i suoi contenuti. Qui ve lo zoomo perché se no non riuscite magari a leggere bene, e cioè sulla relazione di 129 pagine, pensate un po', si punta il dito in particolare contro la decretazione di urgenza, le norme troppo eterogenee e sanzioni sproporzionate. Il risultato, secondo la Suprema Corte, sarà un aumento dei processi e del numero di persone in carcere. E allora ti mando intanto Sveva, mi hai mandato un recap sul collegamento. Allora Matteo è già in linea. E Matteo, ma ci senti? Perché io intanto non ti vedo. Sì. Grazie, Buongiorno. Pier grazie Vittorio, Matteo. scusami se vi interrompo. Nel frattempo che Sì, c'è Matteo, puoi inviarmi privatamente il numero sì, dell'ospite? Così lo metto subito in non è collegamento. arrivato. Allora No. aspetta che te lo rigiro. E Matteo, non so se hai ascoltato anche questa parte. Intanto grazie, appunto, benvenuto, ben ritornato da noi. Buongiorno, E buongiorno a te, a Sveva e a tutti i radioascoltatori. Grazie, grazie. E allora Matteo, subito a te l'intervento a commento di quello che abbiamo detto, cioè innanzitutto di questa guerra dei dazi, Stati Uniti e ovviamente Unione Europea, e soprattutto queste decisioni della Corte Suprema, perché oggi tutti i quotidiani di sinistra, ma anche lo stesso Corriere, adesso ve lo apro, sono molto preoccupati, no? Dicono: ah, ma che sbilanciamento, gli Stati Uniti rischiano un'autocrazia e una Corte Suprema che non esercita un freno alle decisioni di Trump. Ecco, tu come valuti tutto questo? Ma che non credo che la magistratura debba per forza porre ogni volta un freno all'esecutivo, altrimenti non ci sarebbe bisogno di un governo e saremmo comandati, diciamo, in maniera più tecnocratica, più che politica. Le misure poi, come commentavi anche tu in rassegna stampa, sì, ti sto ascoltando, è giusto che possa anche essere rimosso lo ius soli, cioè non è un diritto divino quello che molti immigrati probabilmente irregolari cosa facevano? Magari andavano con la moglie incinta e speravano di avere così la cittadinanza perlomeno per il bambino, così era anche più difficile poi separare le famiglie. Per questo probabilmente Infatti, Trump lo vuole togliere, non per altro e non per altri motivi, credo, politici. Invece, Scusatemi l'interruzione, l'ospite è in Suprema, linea. ah, ci ha raggiunto Claudio? Ci senti? Claudio Sì, Stanasel, ci buongiorno, senti? sì. Grazie Claudio, e scusami Matteo per l'interruzione. Grazie Claudio, e scusami anche, mi scuso con te per questa attesa, no? Finalmente appunto poi ci hai raggiunto. Allora, stavamo anticipando, ricordiamo appunto Claudio che Stanasa è il capogruppo della Lega al Consiglio Comunale di Prato, vicepresidente del Consiglio Comunale di Prato. Claudio, appunto stavamo anticipando, ci dobbiamo occupare a proposito proprio di questioni giudiziarie di questo scandalo che ha interessato il PD di Prato con, a questo punto possiamo già dire, ex sindaca Ilaria Bugetti indagata per corruzione, che però non sarà ai domiciliari. Infatti così Claudio poi alla fine ha deciso il giudice per le indagini preliminari, Alessandro Moneti, però secondo la procura, insomma, per la Bugetti
andava disposta probabilmente la misura cautelare, anche quella degli arresti domiciliari, che comunque ha riguardato l'imprenditore accusato di essere corruttore, cioè Riccardo Mattei Bresci. Ecco, la procura aveva evidenziato comunque dei gravi indizi di colpevolezza a carico della ex sindaco Bugetti, aveva comunque evidenziato il pericolo che potesse reiterarsi questo reato di corruzione, ma il GIP alla fine ha escluso questi arresti domiciliari perché, sostenendo che comunque sono avvenute le dimissioni, questo pericolo adesso di reiterazione, di ricommissione del reato sarebbe svanito. Ecco, però questa vicenda, Claudio, in ogni caso adesso ovviamente aspettiamo l'evoluzione del procedimento, Certo. del processo, quello che ci sarà, altrimenti poi immagino a sinistra ridiranno che siamo garantisti a giorni alterni, però è una vicenda che indubbiamente ha creato un serio danno d'immagine alla città di Prato. Ma innanzitutto grazie per l'invito, vi saluto, è sempre un piacere ritornare da voi. Voglio innanzitutto ricordare una dichiarazione. Appena sono state assegnate queste dimissioni, tutto il Partito Democratico toscano aveva utilizzato queste parole: un gesto d'amore per la città. Beh, di fatto qualche giorno fa il GIP ci ha dimostrato che non era assolutamente questo, era semplicemente un gesto d'amore per Ilaria Bugetti, la quale grazie a queste dimissioni ha evitato gli arresti domiciliari. Detto questo, Prato si prepara a vivere purtroppo per la prima volta nella sua storia, per la prima volta in Toscana, una città di 200.000 abitanti, si prepara a vivere una macchia che resterà indelebile e che causerà una serie di danni che probabilmente la stragrande maggioranza dei cittadini neanche si immagina in questo momento, e cioè il commissariamento. A prescindere da chi sarà, ovviamente noi lo abbiamo detto subito, ci metteremo a disposizione, saremo pronti a collaborare in tutti i modi possibili per il bene della nostra città, ma il rischio reale è che innanzitutto si perdano fior di milioni di fondi PNRR, tutti i grandi progetti strategici della nostra città, e ce n'erano molti, soprattutto infrastrutturali, ovviamente saranno in stallo. Non si sa se poi un domani ci sarà la capacità, i fondi per riprenderli, per riportarli a termine. E questo è un problema drammatico, perché in questo momento storico la nostra città stava vivendo, o almeno stava tentando, di rialzarsi soprattutto a livello economico. Dopo la grande crisi che aveva colpito il distretto tessile, stavamo cercando di reinventarci, stavamo cercando di ripartire, e si vedevano anche alcuni segnali di crescita, soprattutto dal punto di vista economico. Quello che però noi vogliamo dire, e lo abbiamo detto anche ieri in una conferenza stampa insieme a tutti i miei colleghi di centrodestra, è che qui non si parla più della questione giudiziaria. Quella saranno chi dovere ad affrontarla nelle sedi competenti. Qui c'è un problema politico. Qui si sta scardinando il sistema di gestione del potere del Partito Democratico in Toscana, e la cosa che ci fa un po' arrabbiare, e sinceramente anche ci lascia un po' senza parole, è il fatto che innanzitutto il segretario provinciale del Partito Democratico di Prato, come prima risposta dopo 10 giorni dalle dimissioni del sindaco, ha detto: è tutta colpa del governo, è tutta colpa del centrodestra perché è successo tutto questo, e ci ha lasciato senza parole, perché potete immaginarvi, non consegniamo noi gli avvisi di garanzia, c'è una giustizia in questo paese che non è assolutamente controllata da Stanasel, dalla Lega o dal centrodestra. Questi sono gli operatori della giustizia e andrebbero rispettati maggiormente. Dall'altra parte bisogna ricordare a tutti gli ascoltatori un fatto: se oggi Prato si trova davanti a questa situazione drammatica, non è Ilaria Bugetti, ma è un sistema, e quel sistema in Toscana e purtroppo anche a Prato si chiama Partito Democratico. Esatto, cioè comunque son venute fuori tutte queste negligenze, ma non solo, insomma, comportamenti che sono stati intanto già ritenuti di rilevanza penale in questa fase. Sicuramente ancora non siamo nella fase del dibattimento. Matteo, a te la parola, a te l'intervento, ecco, anche per commentare questa vicenda. Giustamente il nostro ospite parlava di sistema, anche perché l'imprenditore in questione faceva parte, sembra, di una loggia massonica, così come dicono gli articoli online, e aveva
finanziato la signora Bugetti anche quando era consigliere comunale, quindi cioè consigliere regionale, scusate. Quindi esatto, è proprio un problema congenito probabilmente della Toscana in generale. C'è un problema con i rossi, possiamo dire così. È un sistema radicato. Mi permettete di aggiungere un piccolo dettaglio, vorrei Certo. ricordare che la Lega, a differenza anche di altri partiti, ha proprio nel suo statuto diciamo il divieto di partecipare a essere presenti, diciamo, all'interno di organizzazioni massoniche, a differenza insomma di altri partiti, e soprattutto questo dettaglio fa capire anche, diciamo, la propensione in questo caso del PD ad avere, purtroppo, ripeto, ingerenze di questo genere. Io quello che vi posso dire in aggiunta è che, da quello che sappiamo noi, questo è solo l'inizio. Ci sono altre indagini in corso su altri fronti, sempre legati, diciamo, a quanto sta accadendo in Toscana, probabilmente con riscontri che andranno anche oltre la provincia di Prato, almeno a quello che leggiamo sulla stampa, che sentiamo, che si sta vivendo in questa atmosfera veramente tetra. Io non avevo mai visto quello che sta succedendo in questo momento, che danni sta facendo non solo d'immagine, ma anche semplicemente alle persone che passano per strada. Io vi do un esempio concreto. Abbiamo fatto domenica scorsa un gazebo della Lega per informare i cittadini di quello che poi sarà il commissariamento e cosa porterà, tutti i danni che causerà, e vi posso dire che non avevamo mai visto così tante persone avvicinarsi al nostro gazebo, chiedere informazioni, spaventate, soprattutto quando si rendevano conto di quello che attenderà la nostra città. Perché di fatto noi saremo immobili e il rischio è che questo immobilismo duri mesi, se non un anno, perché come ben sapete la possibilità, diciamo, di andare al voto ovviamente c'è per autunno, ma è un pochino più complessa, e molto probabilmente andremo al voto a primavera del 2026. E sarà un disastro per una città di 200.000 abitanti con un indotto economico così importante essere di fatto bloccati per un anno. Chiaro, chiarissimo. Ma poi appunto, Claudio, abbiamo visto che insomma la reazione del PD a livello nazionale è stata quasi quella di voler minimizzare, ma vogliamo capire da te la reazione del PD locale, perché per esempio voi, no, avete anche rivolto la richiesta di question time per discutere, trattare il caso con la maggioranza, però la maggioranza del centrosinistra del PD a Prato ve l'ha bocciata. Ecco, insomma, sembra chiaro che la sinistra lì continui, no, a sfuggire alle proprie responsabilità e non ne voglia discutere. Ma non solo, aggiungo un dettaglio molto importante. Il sindaco ha rassegnato le dimissioni in un giorno di venerdì. Noi il giorno prima, nel consiglio comunale ultimo del giovedì, avevamo appunto presentato queste question time, queste interrogazioni per discutere nel merito. Sono state tutte bocciate senza alcuna spiegazione, lei non ha voluto parlare e in maniera, secondo me, irrispettosa verso i cittadini pratesi, alla zitta, per usare un termine che magari fa capire un po' di più l'immagine, è arrivata il giorno dopo e ha dato queste dimissioni. Noi abbiamo fatto appunto una conferenza stampa ieri in cui abbiamo chiesto un consiglio straordinario, perché non è tollerabile che la città resti in questo limbo. Un limbo che, ricordo, durerà 20 giorni fino al 10 di luglio, perché la normativa nazionale dice chiaramente che il sindaco ha 20 giorni di tempo per ritirare le dimissioni, e solamente dal 10 luglio, quindi dall'11 luglio in realtà, noi consiglieri, assessori, sindaco, vice sindaco, decadremo dal nostro incarico e subentrerà il commissario. Ecco, io quello che dicevo proprio ieri davanti a tutta la stampa, ed è stata veramente tanta accorsa nel Palazzo Comunale di Prato, un palazzo comunale che ormai il PD ha sostanzialmente chiuso. Loro hanno messo un lucchetto perché per loro è già finita. Molti di loro sono già in vacanza, altri sono un pochino preoccupati per quello che rischia di accadere con queste indagini. Però non va bene così, perché noi possiamo lavorare fino all'ultimo giorno e ci sono ancora degli strumenti, alcuni già pronti, altri che si potrebbero mettere a disposizione in breve tempo, che potremmo sostanzialmente votare tramite delibere in un consiglio comunale e fornire al commissario per facilitare il lavoro. Invece loro hanno deciso, basta, è finita, non ci interessa più nulla, affossiamo la città il più possibile, distruggiamo tutto,
probabilmente, come noi pensiamo, per motivi semplicemente elettorali, in modo da dire magari un domani tutta questa lungaggine, tutto questo ritardo, tutta questa inefficienza del commissario è solo colpa del governo. Noi tanto li conosciamo, sappiamo benissimo che questa è la loro modalità di lavorare. L'unica cosa che dispiace è che a pagare le conseguenze di questo saranno i cittadini fratesi tutti, inclusi i cittadini fratesi che hanno votato il Partito Democratico. Esatto, purtroppo è proprio quello, cioè come ci è dimostrato e che poi alla fine che tanti cittadini stanno venendo da voi anche per chiedere risposte, quindi siccome veramente adesso siamo in chiusura, ti chiedo l'ultimissimo flash, Claudio, ecco, che messaggio di speranza si può rivolgere ai cittadini di Prato che attendono risposte e si vedono questo immobilismo? Noi siamo già pronti, siamo già al lavoro, già in realtà da un anno, per costruire una squadra, per costruire un'alternativa seria, per avvicinarci alle elezioni e fornire una valida risposta che possa veramente far rinascere la nostra città. Saranno tempi duri, lo sappiamo benissimo, saranno mesi difficili, però io, come ho detto anche in questi giorni, credo in questa città, credo nella passione dei pratesi, nel loro saper rimboccarsi le maniche nei momenti difficili, e soprattutto credo e sono convinto nei nostri ragazzi, nei nostri giovani, nella nostra squadra e nella squadra di tutto il centrodestra, che ha già dimostrato sin dai primi giorni che è unito, è pronto e ha voglia di ridare speranza a questo territorio. Noi ci siamo sempre a disposizione per la nostra città, per Prato. Grazie ancora a Claudio Stanasel, grazie per queste parole di speranza, perché insomma la macchina comunale non si può bloccare, ci sono tante risposte da fornire ai cittadini, tanti provvedimenti da mettere, quindi grazie ancora Claudio, grazie ancora a Matteo per essere stato con noi, grazie a Sveva, grazie ancora. Buona giornata a tutti. Grazie Sveva per la pazienza, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Allora, sempre buona continuazione qui su Radio Libertà e buon fine settimana. Speriamo che non sia super assolato, che non ci siano queste temperature roventi. Grazie a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Avete ascoltato la rassegna stampa.